raga, buongiorno, questo è un super buongiorno. Siamo tornati a Livigno e è stata un po' un'improvvisata perché domenica c'è la Coppa del Mondo in Val di Sole. Oggi andiamo verso il Bernina, al passo Bernina, insomma, che c'è un laghetto che è veramente una figata, sperando per il tempo perché adesso c'è il sole, però è là e purtroppo c'è qualche nuvola e vediamo, insomma. Tra l'altro nell'intro non l'ho neanche detto chiaramente, ma c'è lui, proprio lui. Nel frattempo, per andare verso l'inizio della salita della Forcola, c'è una delle ciclabili più belle in assoluto secondo me. E guardate anche una chicca qui di Livigno, questa è una strada sterrata, guardate che roba, bagno libero lungo il sentiero, entrate, fate quello che dovete fare, non devo spiegarvi cosa, e poi ripartite. Abbiamo definitivamente imboccato la salita della Forcola sterrata, lì sopra c'è l'asfalto, ma a noi piace complicarci la vita, a noi piace la ghiaia. Guardate che bello, questa valle qui è molto bella. Ora tutta tendenza a salire, ovviamente dobbiamo salire altri 400 metri, quelle lì sono le gallerie della strada asfaltata e niente, si comincia a salire più intensamente. Sto già facendo fatica. Da lì non so se si vedono dalla GoPro, ma ci sono dei zigzag in su che sono belli duri. Fate l'asfalto se dovete venire su qua. Là siamo qui e siamo vivi. Forcola. Ora mangiamo qualcosa e dopo prendiamo un altro sentierino in salita che ci porta verso il Bernina. Si passa di fianco alla dogana e si prende esattamente questo sentierino qui, molto bello. È comunque duro perché è un po' stile come quello di prima, insomma, però molto bello, molto divertente, qualche ponticello. C'è anche un punto dove a ricordi bisogna portare la bici a piedi, insomma, ma sono tipo 20 metri, quindi va bene così. Nel frattempo io quando vado in montagna ho sempre questo profumo di salsiccia, polenta e formaggio che mi perseguita. Questo sentiero ti porta in un paesaggio che è quasi lunare, sembra. Guardate che bello. Comunque ragazzi, questo giro qui è un giro che fisicamente non è logorante, soprattutto se fino alla Forcola fate l'asfalto, ma questa parte qua è fenomenale. Sentiero super panoramico, è un cross country perché è tutto su e giù e molto tecnico in salita, ci sono dei passaggi abbastanza cazzuti, diciamo. In discesa invece sì, qualche sasso un po' dismosso, ma ne vale la pena assolutamente. E veramente le 2 settimane che siamo stati qui non avevo mai fatto questa parte e mi dispiaceva. Siamo tornati su e ho detto al babbo: guarda che di là dobbiamo andarci per forza.
guardate il laghetto del Bernina. Di trial bike. Arrivati, quello lì è Ospizio Bernina. Guardate che figata. Ora scendiamo un pelo dalla parte di St. Moritz e tra poco giriamo a destra e si entra in una valle che praticamente in cima si scollina. Insomma, c'è questa discesa che, come vi ho detto, è abbastanza proibitiva e impossibile da fare in bici. E niente, si torna alla Forcola, si scende per il sentiero che abbiamo fatto in salita e il giro è finito, quindi siamo a più di metà, insomma. Ecco, questa è la nostra strada. Si taglia giù per di qua, fare un po' di guida spericolata. E niente, siamo entrati in Valfieno, che è questa qui davanti, appunto. Ora si sale, dovrebbe essere molto pedalabile come salita. Io l'ho già fatto questo giro, ma 2 anni o 3 fa, e niente, adesso si sale per una quarantina di minuti. Questa è la Malga, siamo a 3/4 della Valfieno. Adesso ci fermiamo sperando che ci sia una fontana anche. Fare i maiali, bei rosa. C'era fontana, sì. Buona, e ora? C'è anche una fetta di torta. Bene, bene, sempre meglio. Dunque siamo alla Malga, abbiamo 2 ore e 26, 36 km, 1100 più o meno di dislivello e siamo a 2422 di quota. Molto bello, purtroppo il nuvolo non se n'è andato. Ora vediamo se riusciamo a prendere una fettazza di torta. Fetta di torta, perché vedo bianco da quando è iniziata la salita. Il Giangi mi ha fatto una rivelazione brutale dicendomi: ho un calo di zuccheri, e non gli era mai successo nella vita di avere un calo di zuccheri. Al massimo tirava su un dente per alleggerire, ma un calo di zuccheri mai. Guarda che bello, che bello. Ci sono le galline anche. Sta scivolando la GoPro. Galline! E niente, noi siamo venuti da là, tutta la valle qui, quello è sempre il Bernina. E niente, adesso ci riforniamo e partiamo. Forse. Ciao, cagnasso. Bellissimo. È morbido anche. Siamo ripartiti. Spero perdoniate il fatto che non ho fatto in tempo a registrare, a riprendere la fetta di torta. Era buonissima. Comunque non c'è ribes e grano saraceno. Cioè, spettacolo. Ora abbiamo questi ultimi metri di salita là, che qui, come vedete, sta comunque spianando abbastanza, e dopo si scende. Valfieno finita, si viene da là, lì c'è un uomo affranto. Adesso scendiamo per di qua. Questa è la Valle di Livigno e questa è la discesa che è impossibile da fare, e quindi primo pezzo, se riesco ve lo registro, e dopo no. Andiamo. Subito uno scalino qui in
pressione che non ci si impunti e ciao. No, meglio di no. Cioè ragazzi, adesso sicuramente non rendo, ma ho la bici in schiena perché non è fattibile come cosa. E anche fosse che qualcuno è così tanto bravo da riuscire a venire giù per di qua, se sbaglia, e secondo me prima di arrivare in fondo sbaglia, sei morto. Aspetta che passiamo da qua, vediamo là, un po' too much come sentiero. Ecco, tenevo un piede sganciato perché insomma per sicurezza, almeno se scivolo ho un appoggio, una speranza di rimanere su qua, là. Sì, non è semplice neanche qui, assolutamente, ma proprio neanche un po'. Olè, c'è una contropendenza che purtroppo l'effetto della GoPro non rende, più che della GoPro, di qualsiasi videocamera purtroppo. Qui scalino, raga, giro finito, siamo sulla strada di stamattina. Adesso mancheranno 5 km a Livigno, però il giro sì, non ha più nulla, adesso siamo nell'asfalto. E spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Il giro è più o meno 45 km, 1125 di dislivello, e siamo a 2 ore e 48, arriveremo sì con 3 ore insomma. Ecco, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao raga.